Innanzitutto appunto trattandosi di exit poll direi che dovremmo attendere, insomma, ma attendiamo assolutamente fiduciosi, sia per il risultato complessivo e sia ovviamente per il nostro risultato personale. Ecco, il risultato personale, quindi il risultato della Lega. Che cosa si aspetta la Lega? Il segretario Salvini nelle settimane scorse, nei giorni scorsi in Veneto, più di una volta ha detto dobbiamo essere primo partito. Sarete primo partito? Ci aspettiamo di andare bene, ci aspettiamo di fare bene come partito singolo, ma soprattutto ci aspettiamo di fare bene come coalizione. E quindi io direi che dovremmo attendere prime proiezioni per cominciare a commentarle. Lei ha già parlato con il candidato Stefani che si trova qui, che cosa vi siete detti? Il candidato Stefani certamente è qui e ovviamente sta attendendo assieme a noi l'esito delle prime proiezioni e poi a mano commenteremo assieme. C'è già un dato, sottosegretario, quello dell'astensionismo, mai così bassa l'affluenza alle urne. È un dato che abbiamo già registrato in tante altre competizioni, è un dato sul quale ovviamente la politica deve ragionare e ovviamente lo faremo anche noi nel nostro contesto. E questo dato così basso, secondo lei, alla fine chi sfavorirà? Ma sfavorisce un po' tutti, però è chiaro che è la politica che deve saperlo interpretare e noi ovviamente faremo la nostra parte e cercheremo di interpretarlo nel modo giusto. C'è una sfida tra Lega e Fratelli d'Italia e questa sera a urne chiuse con i risultati in mano che cosa accadrà? No, non accadrà niente, non accadrà nulla. Io direi appunto attendiamo di vedere il dato definitivo e dopodiché sulla base di quello faremo tutte le valutazioni, ma l'importante per noi è vincere come squadra. Può il dato del Veneto avere delle conseguenze a livello nazionale, delle dinamiche interne al governo, ma può avere delle dinamiche all'interno della Lega e quindi la segreteria di Salvini e quant'altro? Ma no, assolutamente. L'importante è vincere, lo faremo ovviamente esaminando i dati che appunto avremo in via definitiva, speriamo a breve, e poi sulla base di questo ovviamente quale sarà il risultato per la nostra coalizione, il risultato sarà quello che farà in modo di vedere una coalizione che dimostra di saper vincere governando bene i territori. Grazie.